Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere, ma anche la curiosità in questo caso, di avere ospite Alessandro Favaro, che è socio amministratore della 3DZ, azienda leader in Europa nella commercializzazione delle stampanti 3D in 3 dimensioni, 16 sedi nel vecchio continente, 1200 le stampanti finora installate, 1600 i clienti, un centinaio di dipendenti, sede centrale a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Questa, insomma, in sintesi, la carta d'identità. Quindi in questa puntata parliamo di presente che guarda al futuro, perché ad esempio una delle notizie che mi ha più sorpreso in tempi recenti è scoprire che quando si parla di costruire una base fissa sulla Luna, come si realizza una base? Qualcuno sta pensando di lanciare con le stampanti 3D i pezzi per realizzare una vera e propria casa, in qualche maniera, sulla Luna. Lanciare una stampante 3D sulla Luna e costruire in loco i pezzi che servono al momento in cui servono, sostanzialmente. Ecco, più o meno volevo dire questa cosa qua, ma avevo fatto un po' di confusione nella tempistica. Quindi si potrebbe, in effetti, portare una stampante 3D e poi appunto realizzare. Si sta pensando a fare anche operazioni di questo tipo, assolutamente, perché alcune stampanti 3D sono apparecchiature anche abbastanza semplici, hanno bisogno di poca manutenzione e potrebbero essere usati anche in ambienti, diciamo così, estremi, come potrebbe essere anche in luoghi deserti o comunque anche in luoghi lontani dalla Terra, diciamo così, insomma. Però è una cosa che arriverà probabilmente nel futuro. Ormai insomma di stampanti 3D si parla per una cosa reale, ma insomma per chi magari ancora non è avvezzo a questa tecnologia, noi siamo abituati a pensare ad una stampante, un foglio di carta con una riproduzione. Qua in realtà a distanza si realizzano oggetti, quindi abbiamo una piccolissima galleria. Questa è davvero singolare perché fa capire le potenzialità, insomma, dello strumento. È una riproduzione in scala della Torre Eiffel. Sì. Diciamo che per noi questo è un po' un giochino, noi siamo più avvezzi a parlare di produzione, a parlare di aziende che producono e vanno in produzione con le stampanti 3D, cioè riescono a realizzare i loro obiettivi utilizzando le stampanti 3D anziché diciamo così, la produzione classica, perché la stampante 3D dà degli indubbi vantaggi a livello di forme che posso realizzare, a livello di geometrie che posso realizzare e a livello anche di personalizzazione che posso realizzare, che non è la personalizzazione per esempio dell'occhiale dove io posso mettere il mio logo, la mia iniziale, ma è la personalizzazione anche per esempio nel medicale, cioè realizzare per esempio una protesi in un materiale particolare come il titanio che possa adattarsi al corpo umano e alla fisionomia della persona dove deve essere impiantata. Dunque stiamo parlando di secondo me tecnologie assolutamente attuali, fortuna per noi, che però negli ultimi anni si sono spostate moltissimo a livello produttivo. Noi tutti forse siamo abituati a pensare alla stampante 3D come la stampante che viene utilizzata per fare il prototipo, cioè qualche cosa che viene utilizzato all'inizio dello sviluppo di un prodotto, che viene utilizzato da poche persone, certo, magari in un ufficio tecnico da poche persone, che studia magari l'ergonomia o studia la funzionalità di un prodotto. In realtà da qualche anno a questa parte il paradigma si è spostato verso la produzione, nel senso che la stampante 3D viene usata in toto da un'azienda che può utilizzarla per esempio nel settore orafo all'interno del ciclo produttivo, vuol dire che la stampante 3D stampa l'oggetto che poi in cui viene fatta la fusione, oppure vengono stampati degli oggetti che possono essere utilizzati come pezzi di ricambio, come accessori per magari le pinze di presa di una macchina automatica che saranno in plastica e magari non in metallo, dunque con indubbi benefici, oppure per la produzione vera e propria. Cioè ad oggi ci sono aziende, come aziende anche qua vicino, c'è un'azienda di Vicenza che per esempio produce direttamente con le stampanti 3D gli oggetti che poi va a vendere. Come pure questi oggetti che abbiamo sulla scrivania, qui abbiamo un paio di occhiali che è stampanti 3D con una tecnologia particolare, con una, diciamo così, accuratezza e scelta di un particolare tipo di meccanismo che faccia funzionare l'occhiale senza bisogno, per esempio in questo caso, di cerniere sostanzialmente. Come sempre capita, devo chiedere all'oste se il suo vino è buono, però insomma l'occasione è ghiotta. I costi però di un ciclo produttivo con la stampante non sono superiori a quelle di un ciclo produttivo con una macchina di produzione come siamo abituati a pensarla, insomma.
Allora, dipende, io dico sempre che dipende dal caso e dipende dal lotto. Cioè se io devo fare un lotto, per esempio, di 200.000 componenti, magari anche semplici, tutti uguali, sicuramente la stampa o comunque il processo produttivo classico è sempre più conveniente. Faccio uno stampo che magari costa tot migliaia di euro, magari mi posso permettere anche di sbagliarlo la prima volta perché magari l'oggetto non va proprio così bene, poi ne faccio un altro e poi riesco a fare tutta la mia produzione. Però la grossa forza che c'è ad oggi nella stampa 3D è il fatto di poter rispondere a chi ha bisogno di lotti piccoli, lotti personalizzati, velocità di produzione e tutta una serie di cose che mi permette di eliminare o comunque abbassare di molto quello che può essere il mio magazzino, perché il magazzino ad oggi nelle aziende è visto non tanto con occhio di riguardo, sono costi. Sì. Per cui avere in casa una stampante 3D che mi permette di stampare a bisogna, come si dice, e il mio magazzino è un server dove ci sono dentro i file tridimensionali che io a bisogna posso stampare, questo dà sicuramente un vantaggio alle aziende non indifferente. È un po' la rivoluzione che c'è stata ad esempio nel settore della stampa con l'avvento del digitale. Assolutamente. Per cui uno riesce a stampare su ordinazione. Diciamo certo, se uno deve fare grandi numeri conviene ancora andare in tipografia. Sì, esatto. Però diciamo che anche lì si sta andando avanti con la tecnologia, per cui... però il concetto questo è fondamentale. Ecco, però ha accennato alla velocità. Sì. Io ricordo delle stampanti che, voglio dire, al di là della eccezionalità del vedere realizzata una cosa, appunto un prototipo a distanza, però erano lente, hanno necessità dei loro tempi. Sì, questo è vero, però dipende innanzitutto dal tipo di macchina, perché ci possono essere anche macchine molto veloci, però dobbiamo vedere il ciclo produttivo nel complesso, cioè se io parto dal pensare l'oggetto, industrializzarlo, andare dallo stampista e dirgli di farmi lo stampo, oppure di andare alla fresa del tornio per attrezzare una macchina e produrlo in una singola serie, probabilmente nel processo totale questo è molto più lungo. Se poi immaginiamo che su un oggetto di questo tipo qua, provandolo, mi accorgo che devo fare una modifica, la faccio al CAD, come si dice, cioè il programma che mi permette di disegnare in 3D e vado direttamente in stampa di nuovo. Se ho fatto lo stampo, devo andare a buttare via lo stampo, devo rifarne un altro probabilmente. Per cui se io guardo il processo produttivo nella sua interezza, assolutamente la stampa 3D è molto molto più conveniente e molto più veloce. A proposito di oggetti che abbiamo qua, questo che sembra un telefono o la parte finale di una doccia, sì. In realtà è? In realtà questo è un oggetto che stampa un nostro cliente che produce effettivamente questo oggetto. Questo è un oggetto che viene montato da questo cliente. Cosa fa? Fa delle apparecchiature che vanno nei centri estetici e questo viene proprio montato in questi apparecchi che servono per la liposuzione, che servono per il trattamento della cellulite, per le rughe e quant'altro. Questo oggetto il cliente lo realizza in una stampata unica all'interno dei suoi uffici, ha una stampante industriale in cui lo stampa, poi va a verniciarlo e va a montarlo direttamente sulle sue apparecchiature. Qual è il grosso vantaggio? Il grosso vantaggio è che io posso modificarlo in ogni momento se mi trovo ad avere delle modifiche da fare, magari in base perché lo vendo in Cina, le normative sono diverse, lo vendo in un altro paese, le normative sono diverse, posso variare la forma, posso variare le caratteristiche. Inoltre ho la possibilità comunque di stamparlo, se noi lo vediamo questo pezzo e chi magari è avvezzo al settore degli stampi, questo pezzo qui è stampato con una stampata unica. Non sarebbe possibile con le tecniche normali, dovrei farlo in due gusci, tagliati in due, poi dovrei magari incollarlo, montarlo, avere delle viti montate, è una cosa che magari è anche antiestetica. Dunque in questo caso questo cliente, ripeto un cliente di Vicenza, ha fatto proprio produzione, sta facendo proprio produzione di questa stampante 3D, dunque non stiamo più parlando, ripeto, di prototipi, dunque cose che vengono utilizzate solo all'inizio della produzione, ma proprio all'interno di tutto il ciclo produttivo. A proposito di cambiamenti in corso d'opera, forse avremmo dovuto dirlo all'inizio, ma semplificando il procedimento, c'è un operatore al computer che interviene e dà l'input alla macchina di realizzare il prodotto. Diciamo che tutto parte da una matematica tridimensionale, cioè ad oggi negli uffici tecnici non si disegna più o con la matita o con la carta, ma si disegna ormai con i CAD tridimensionali che mi permettono di disegnare i miei oggetti. A questo punto questo file viene inviato alla stampante e che cosa ne fa la stampante? Senza andare nel dettaglio su quelle che possono essere le tecniche di come lavorano le macchine all'interno, ma quello che fa la stampante è prendere questo oggetto, questo file tridimensionale e tagliarlo a fette. Di ogni fetta io ho una sezione, una sagoma, che la macchina cosa fa? Sostanzialmente disegna e il pezzo dopo lo disegna sopra quello che ha già stampato.
Questo cosa mi permette di far capire? Mi permette di far capire che lavorando in questo modo non c'è vincolo di forma. La stampante 3D può stampare qualsiasi cosa. Molte volte capita Ma c'è a noi un vincolo di materiale? Noi quando parliamo di stampante abbiamo sempre la carta, cioè il foglio. Qua in realtà parliamo di... in realtà i materiali non sono vorrei di una moltissimi. sciocchezza, forse è plastica questa. È una resina, questa in particolare è una resina fotosensibile, quello del nylon è del Questo del normalissimo nylon, l'occhiale PA12. per giunta anche più materiali, perché È comunque sempre nylon PA12, un materiale assolutamente, tra le altre cose... le lenti sono applicate dopo. Sì, le lenti vengono applicate dopo, E ovviamente. questi addirittura sono dei monili. Mi permette di parlare di questo settore, che è un settore dove siamo veramente molto forti, che è il settore dell'oreficeria, il settore orafo. Ecco qui un esempio in cui la stampa 3D entra nel processo produttivo, né in fase di prototipazione né in fase di produzione. Cioè non faccio il prodotto in oro, ma cosa faccio? Stampo con la stampante 3D un modello in resina che viene utilizzato come sacrificale, come si fa nei processi di cera persa, per poter produrre poi il pezzo finito. In questo caso il pezzo si vede un po' opaco perché non è ancora lucidato, però questo pezzo deriva da questo che è in resina, che è stato fuso, e poi viene lucidato e viene prodotto. Il settore orafo è uno dei settori per noi più in espansione e più forte da questo punto di vista, perché permette una fortissima, ripeto, come si diceva prima, personalizzazione. Posso avere qualsiasi tipo di personalizzazione e anche qualsiasi tipo di geometria che posso permettermi di fare. Allora, le stampanti 3D sono state inventate, ma la televisione a peso ancora no. Perché questa cosa qua? Questa è Questa una stampa in metallo. Cioè, pesava mezzo chilo, non so. Ad oggi Quindi magari, tutto si può, sì. qualsiasi materiale può essere... Diciamo che ad oggi non oggetto. tutti sanno che molte volte ci viene chiesto ma stampate anche il metallo. In realtà sono già molti anni che si stampa il metallo e normalmente si stampano metalli pregiati, si stampano normalmente l'alluminio e il titanio. Perché questo? Perché vengono utilizzati, diciamo così, come protesi, per produrre le protesi per le persone. Perché viene sfruttata la stampante 3D? Perché la personalizzazione in questo caso è spinta all'ennesima potenza. Ogni pezzo è unico. La mia protesi all'anca, che probabilmente dovrò mettermi io, sarà diversa da quella che metterà lei, da quella che metterà mia moglie, da quella che metterà... Speriamo di stare bene tutti quanti. Certamente. Per concludere rapidamente, questo invece? Questo invece è un componente... plastico, un modellino per far vedere come le stampanti 3D vengono utilizzate anche in settore architettonico per poter fare, per esempio, dei plastici, dove si può sfruttare anche il fatto che le stampanti 3D stampano anche a colori. Questo Bene. è un modellino che esce dalla stampante colorato così come lo vedete. Grazie ad Alessandro Favaro, socio amministratore della 3DZ, azienda leader in Europa nel campo della commercializzazione delle stampanti 3D, veramente un presente con un salto nel futuro, sede centrale a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, 16 altre sedi nel vecchio continente. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. A voi alla prossima.